Un femminicidio nel vicentino. Alessandra Zorzin, freddata in casa con un colpo di pistola mentre la figlioletta era all'asilo. È stato il marito a rinvenire il corpo, testimoni hanno visto l'assassino fuggire. Intanto 90 Vicentina si unisce nel dolore per l'omicidio di Rita Menze. Nel paese dove è stato consumato il delitto parte una fiaccolata per fermare la violenza contro le donne e per raccogliere fondi in aiuto della figlioletta. Estorsione ai commercianti ambulanti alla fiera di Bibione, operazione della direzione distrettuale antimafia di Trieste, 9 gli arresti, l'ombra della camorra. Si abbassa l'età media dei ricoverati nelle terapie intensive. A Padova ricoverate anche 2 donne in gravidanza. Nel Trevigiano dopo 3 giorni di scuola già diverse classi a casa. Caso Prosec, la politica si sta mobilitando a tutela del prosecco nostrano. Porterò la questione al G20 dell'agricoltura, dice l'assessore regionale Caner. Dopo un negoziato durato 2 anni, il Consiglio intergovernativo dell'UNESCO ha iscritto il territorio del Monte Grappa nella lista delle riserve di biosfera. Soddisfazione nelle 3 province che hanno contribuito al risultato. Bebe Vio, medaglia d'oro nel fioretto alle Paralimpiadi di Tokyo, invitata come ospite d'onore al Parlamento europeo dalla Presidente della Commissione von der Leyen, standing ovation dell'Assemblea di Strasburgo. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. È un nuovo femminicidio, l'ennesimo, ad aprire questa sera l'edizione regionale del nostro telegiornale. A 5 giorni dal delitto che ha sconvolto 90 Vicentina, una giovane donna è stata uccisa a Montecchio Maggiore nella frazione di Val di Molino. La vittima è Alessandra Zorzin di 21 anni, sposata e con una figlia di 2 anni che al momento del delitto si trovava fortunatamente all'asilo. La giovane lavorava come parrucchiere e si era trasferita nell'abitazione di Contra Viale circa 1 anno e mezzo fa. Abbiamo dei contributi, li stiamo raccogliendo. Sul posto c'è la nostra Gabriella Basso. Chiedo alla regia se c'è il contributo. Ecco, c'è il sindaco di Montecchio Maggiore, intervistato dalla nostra Gabriella Basso, poi passiamo alla cronaca. Ci sono tanti dettagli che stiamo raccogliendo. Tra l'altro il killer è in fuga, ma sentiamo il sindaco di Montecchio. Allora, una tragedia pazzesca, inimmaginabile. Sì, un dramma veramente inimmaginabile, un dramma perché ha distrutto una famiglia, ha distrutto i genitori di lei, di lui, quindi hanno anche una bambina piccola, quindi si può immaginare quello che è il dramma futuro, anche perché lascerà degli strascici. Un atto di follia che a mio avviso è incomprensibile. Io adesso non so bene tutte le cose, cosa può essere successo, quali sono i motivi, ma sono persone giovani, la ragazza era molto giovane, lui stesso, il marito, è un ragazzo che lavora tranquillo, non ci sono mai stati problemi o disagi di qualsiasi tipo, quindi veramente un fulmine a ciel sereno che ci lascia tanta tristezza e amarezza. A trovarla poi è stato proprio lui il compagno? Come? A trovarla è stato proprio lui il compagno? Da quello che mi ha detto sì, è stato lui. Però ripeto, queste sono cose che non vanno dette da me, ma da chi è. Ecco quindi le parole del sindaco di Montecchio Maggiore. Vi posso mostrare alcune immagini della zona di questa frazione Val di Molino, frazione di Montecchio Maggiore. Eccole, ce le sta mandando la nostra Gabriella Basso. Lo avete sentito quindi dal primo cittadino. Erano circa le 12 quando i testimoni hanno poi visto andare via l'uomo che è salito su una Y nera. La vittima è stata colpita da un solo colpo di pistola. I vicini di casa hanno riferito di questo uomo, di questo quarantenne che si è allontanato dall'abitazione di Alessandra Zorzin. Ripeto, la figlioletta di 2 anni al momento si trova
trovava all'asilo. Cercheremo di collegarci con la nostra Gabriella Basso nel corso di questa edizione, ma nel Vicentino il dolore era ancora tanto, troppo per la morte di Rita Amenze. 90 Vicentina in particolare si è unita nel dolore di questo terribile omicidio nel paese. C'è stata una fiaccolata per lanciare un messaggio forte e chiaro contro la violenza alle donne. 90 Vicentina e Villaghe e tutti i comuni dell'area berica condannano ogni forma di violenza contro le donne. Basta a questa che è diventata una vera e propria piaga sociale. I sindaci condannano la violenza omicida che troppo spesso stronca la vita di madri, mogli, compagne. Oggi è stata effettuata l'autopsia sul corpo di Rita Amenze, uccisa 5 giorni fa a Noventa Vicentina. I carabinieri hanno trovato l'arma del delitto, una pistola calibro 7,65, nel locale vicino all'abitazione dove è stato fermato il marito della vittima, ora in carcere con l'accusa di omicidio aggravato. Ma mentre le indagini vanno avanti, a Noventa Vicentina questa sera viene organizzata una grande fiaccolata. Luci come simbolo di vita da proteggere, come emblema di impegno civile e sociale contro la violenza sulle donne. Bisogna condannare i femminicidi e ogni forma di violenza in modo trasversale, senza colori politici, senza bandiere, senza la strumentalizzazione di nessuna parte. Nessuna bandiera di partito, nessun simbolo o striscione con riferimenti sindacali o politici. Alla fiaccolata di Noventa partecipano le istituzioni, i familiari di Rita, gli amici, i colleghi di lavoro, le associazioni, i cittadini solidali. Tutti potranno dare un contributo per aiutare economicamente le figlie di Rita rimaste in Africa. Abbiamo aperto un conto intestato a Rita, laddove qualsiasi persona può decidere di fare un gesto di solidarietà nei confronti delle figlie di Rita. Ecco, abbiamo l'aggiornamento, la nostra Gabriella Basso è pronta da Montecchio per tutti gli aggiornamenti del terribile omicidio che si è registrato a mezzogiorno. Gabriella, a te la linea. Ennesimo femminicidio nel Vicentino a 5 giorni dall'omicidio di Rita Amenze a Noventa Vicentina, altra tragedia. Questa volta siamo ad ovest di Vicenza, siamo in una frazione di Montecchio Maggiore a Valmolino, dove nel primo pomeriggio un uomo di 38 anni ha ucciso una 21enne nella sua abitazione, la 21enne che conviveva con un altro ragazzo di 28 anni, il tornitore a Sovizzo, lei parrucchiera. Ad assassinare la 21enne sarebbe stato, questi almeno bisogna ancora usare il condizionale, quello che da tutti viene considerato l'amante del ragazzo, comunque o un ex fidanzato della giovane donna. La coppia aveva invece una bambina di 2 anni che fortunatamente non era in casa. Un rumore, uno sparo sentito dalla vicina l'ha fatta insospettire, ha chiamato il compagno della 21enne Alessia Zorzin, questo è il nome della giovane, e ha chiamato appunto il compagno della 21enne che è corso a casa e purtroppo, sempre secondo quanto ci è stato al momento raccontato, avrebbe scoperto il cadavere della compagna. Sul posto ovviamente sono giunti immediatamente i carabinieri di Montecchio Maggiore, il nucleo investigativo, è arrivato poi nel pomeriggio anche il medico legale e ovviamente il pubblico ministero di turno Salvadori. L'uomo, l'assassino, poi sarebbe fuggito, ma sembra che sia stato già l'assassino sarebbe fuggito, ma sembra che sia stato già trovato a quanto pare a Peschiera del Garda. La fuga è durata poco tempo su una Y nera che è stata vista anche appunto dai titolari di una trattoria che è qui della piccola contrada. La linea torna allo studio. Grazie davvero Gabriella Basso per tutti questi aggiornamenti. Ecco, vi posso mostrare la giovane Alessandra Zorzin, qui la vedete in macchina con la figlioletta, è una foto recentissima con la figlioletta di 2 anni, ovviamente il volto è coperto per ragioni evidenti di privacy. Questa giovane mamma uccisa con un solo colpo di pistola nella giornata di oggi.
oggi è caccia, come diceva la nostra Gabriella Basso, al killer. Ma c'è un altro fatto di cronaca importante da segnalare nella giornata di oggi, perché la Guardia di Finanza di Trieste con l'antimafia ha fatto emergere una situazione davvero inquietante a Bibione. 9 gli arrestati per estorsioni e minacce di metodo mafioso per impedire note attività commerciali della zona in particolare. È un'indagine importante perché a mia memoria, da quando io sono a Trieste, è la prima volta che un giudice riconosce l'esistenza dell'aggravante del metodo mafioso. 9 arrestati per estorsione aggravata dal metodo mafioso tra il Veneto orientale e il Friuli Venezia Giulia. Uno di questi è il presidente dell'Ascom di Bibione, Giuseppe Morsanuto. L'operazione dell'indagine parte da lontano ed è condotta dalla Direzione Investigativa Antimafia, dalla Guardia di Finanza di Trieste e dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Trieste. Gli arrestati, di origine campana, a parte Morsanuto, e residenti in varie zone del nord-est, erano intenzionati a impedire il regolare svolgimento a Bibione, nel comune di San Michele al Tagliamento, della manifestazione estiva I Giovedì del Lido del Sole, che promuove l'artigianato e le aziende agricole locali. In particolare hanno costretto con azioni intimidatorie numerosi commercianti ambulanti veneti e friulani a non esercitare la propria attività nella fiera. Lo scopo era quello di prendere il controllo delle attività commerciali tramite persone di fiducia. Siamo in un ambiente, diciamo, di venditori ambulanti e quindi non siamo in un ambiente culturalmente importantissimo, però è importante il segnale che la Procura distrettuale dà, e cioè laddove ravvisiamo il metodo mafioso noi interveniamo. Qui l'abbiamo ravvisato in questo settore. Vorrei dare un messaggio di fiducia a tutti coloro che possono ritenersi vittime di qualcosa del genere, anche in altri settori della regione Friuli Venezia Giulia, che noi ci siamo. Chi non si allineava veniva minacciato e costretto ad abbandonare l'attività, oppure picchiato in una vera e propria spedizione punitiva, come avvenuto in un caso. Quelli che noi consideriamo vittime non sono uscite spontaneamente allo scoperto e non hanno rivelato loro i fatti, ci siamo arrivati noi. Però quando li abbiamo sentiti non hanno esitato a raccontarci le cose come stavano e le hanno dipinte con modalità tali che ci hanno convinto sulla bontà delle nostre intuizioni iniziali. In particolare il metodo è di stampo camorristico. Durante le perquisizioni che tuttora proseguono alle abitazioni e ai luoghi appartenenti agli indagati sono state trovate armi bianche e denaro da provenienza illecita, ma non solo. Posso dire che mi è stata comunicata la notizia che è stata rinvenuta una pistola con matricola Brasa, quindi un'arma clandestina, e questa insomma si pone in sintonia, diciamo, con il tipo di ambiente che riteniamo di aver scovato. I responsabili di estorsioni e minacce agivano autonomamente nell'area di San Michele al Tagliamento, ma dai loro profili è evidente come ci siano dei collegamenti con note famiglie camorriste della Campania. Le indagini, lungi dall'essere concluse, intanto proseguono. Io vorrei dire da cittadino del Friuli Venezia Giulia che non è la punta di un iceberg, però se lo fosse trova degli investigatori pronti ad andare anche al di sotto della superficie. E non mancano ovviamente le reazioni su tutte quelle del presidente del Veneto Luca Zaia, che parla di fatti inquietanti e che rivolge le proprie congratulazioni alla direzione distrettuale antimafia per questa operazione. E si dice basito il presidente di Confcommercio di Portogruaro, Bibione e Caorle. Spero si faccia chiarezza al più presto. Le sue parole. È stato un fulmine a ciel sereno, come no, si è soliti dire, per cui anch'io sono rimasto di fronte a questa vicenda. Tra l'altro sto raccogliendo notizie proprio dagli organi di informazione come voi, dalla stampa eccetera, per riuscire a capirne qualcosa in più. Sconcerto anche da parte di Confcommercio per quanto accaduto a Bibione con il blitz antimafia contro la camorra e l'arresto di 9 persone, tra cui il presidente di Ascom Bibione ed ex vice sindaco Giuseppe Morsanuto. Io mi auguro, per quanto riguarda la vicenda personale del nostro rappresentante della delegazione di Bibione, possa essere chiarita al più presto. Dichiaro però che come associazione da sempre su tutto il territorio, insomma, noi facciamo della battaglia contro l'illegalità, contro le infiltrazioni malavitose nel mondo del commercio la nostra battaglia quotidiana, per cui i primi a voler far chiarezza sulla questione siamo noi. A tal proposito mi sono messo a disposizione come associazione a disposizione delle forze dell'ordine, perché la vicenda va chiarita assolutamente. Dichiaro che posso confermare la completa estraneità della nostra associazione di Confcommercio sulla vicenda.
però va assolutamente fatto chiarezza su una vicenda che, ripeto, mi trovo basito. I temi del Covid: si abbassa l'età media dei ricoverati nelle terapie intensive. Dalla prossima settimana al via in azienda ospedaliera Padova la somministrazione della terza dose per i soggetti vulnerabili. Nelle terapie intensive invece abbiamo soggetti giovani, non vaccinati, e così pure nelle semi-intensive. Abbiamo 2 donne in gravidanza attualmente ricoverate in terapia intensiva. Età media sempre più bassa nelle terapie intensive e subintensive dell'azienda ospedaliera, dove in totale sono ricoverati 14 pazienti per Covid. 11 sono non vaccinati, tra di loro 2 donne in gravidanza. 1 è un vaccinato con una sola dose e 2 sono anziani pluripatologici. Un bimbo di pochi mesi invece è ricoverato in pediatria, mentre in area medica ci sono 23 persone. Il 70% non è vaccinato, mentre un 30% sono anziani con un quadro clinico pregresso delicato che devono essere tenuti sotto osservazione medica. Si tratta di soggetti che senza vaccino potrebbero finire in terapia intensiva. Nelle aree mediche, parlo di malattie infettive, abbiamo ricoverato soprattutto anziani, quindi con un'età media attorno agli 88 anni, che oltre al Covid hanno anche tante altre patologie. Quindi la necessità da parte nostra di seguirli nella loro globalità di bisogni sanitari. Ecco perché pensiamo a sviluppare all'interno dell'area geriatrica una porzione, uno spazio proprio per gestire queste situazioni. Nell'ultima settimana il numero di positivi a Padova è rimasto alto rispetto alle altre province del Veneto: 209 casi rilevati nei 7.542 tamponi refertati in ospedale a Padova, tutti variante Delta. La fascia d'età più colpita, quella tra i 45 e i 65 anni. La settimana prossima l'azienda ospedaliera inizierà a chiamare i pazienti fragili per la somministrazione della terza dose, che avverrà con modalità simili a quella della prima dose, ovvero quasi sicuramente in ospedale. Questa prima tranche è composta di circa 20.000 soggetti. Con una chiamata diretta da parte dell'ospedale dei soggetti appunto fragili, in particolare trapiantati, immunodepressi, dializzati, oncologici. Con i nuovi provvedimenti di questa settimana salgono a 76 sanitari Novax sospesi, tra di loro anche i primi 2 medici. Così nel padovano, mentre nel trevigiano si registrano già delle classi in quarantena a pochi giorni dal via all'anno scolastico. Facciamo il punto. Noi abbiamo 7 classi in quarantena, quindi con più di un positivo per classe, oppure perché sono nidi. E abbiamo 5 scuole dell'infanzia e 2 nidi. Questa è la situazione al terzo giorno dall'inizio dell'anno scolastico, con l'avvertenza che i più piccoli sono partiti già a inizio settembre. Alle 7 quarantene poi si aggiungono 13 monitoraggi, di cui 9 solo nelle ultime ore, coinvolti dei centri estivi. Un déjà vu che si ripete forse prima del previsto, ma che al momento non allarma, grazie al vaccino ormai diffuso tra gli studenti, ma soprattutto tra i loro familiari. Tutti i giovani positivi, confermano dall'ULSS, sono asintomatici. Negativi al momento i test salivari distribuiti al Cerletti di Conegliano tra le scuole identificate come sentinella, anche se in alcuni casi dovranno essere ripetuti. 20 sono risultati non idonei, quindi da ripetere, perché i ragazzi, siccome veniva fatta l'autosomministrazione a domicilio, evidentemente non sono riusciti a farlo bene, per cui rispiegheremo loro. Ma comunque sì, la situazione sta andando avanti bene, perché le scuole hanno risposto bene, e credo che sia importante per il monitoraggio che facciamo. Più in generale resta sotto controllo la pressione ospedaliera, anzi c'è da registrare un leggero calo dei ricoveri, che continuano a riguardare nella maggior parte dei casi persone non vaccinate, e non era vaccinata una signora 84enne deceduta nelle scorse ore. Con pluripatologie che a Vittorio Veneto ci ha lasciato, per una polmonite Covid, però in un paziente con tantissime patologie, non vaccinato. Connesso il tema della terza dose ai soggetti più fragili, che si somministrerà da lunedì prossimo, si inizia a Villorba la presenza del generale Figliuolo, come annunciato dal presidente Zaia, una prima nazionale che non sarà solo simbolica. L'obiettivo dell'ULSS 2 è iniziare già con 1000 terze dosi al giorno. Parliamo di pazienti fragili, pazienti trapiantati, pazienti che ovviamente neoplastici, pazienti che hanno delle problematiche importanti, per cui stiamo organizzando con i primari la chiamata delle persone. Con questo ritmo i più fragili saranno coperti in 2 settimane, poi si passerà agli ospiti delle RSA e agli over 80. Per gli over 80
quando la Regione ci darà l'ok, il Ministero ci darà l'ok, partiremo chiaramente coinvolgendo i medici di famiglia che mi pare siano disponibili, sia se vogliono fare i loro assistiti direttamente loro, e naturalmente tutte le persone fragili allettate. C'è poi il caso di questa settimana, il caso Prosek, con la politica che si sta mobilitando a tutti i livelli. Porterò la questione al G20 dell'agricoltura, annuncia l'assessore regionale Caner. Proprio in questi giorni c'è il G20 dell'agricoltura al quale io sarò presente e porterò proprio nel tavolo nazionale e in Commissione Politica Agricola della Conferenza delle Regioni questo argomento. Questo perché non è possibile che ci sia un regolamento europeo che prevede la disciplina e la tutela dei prodotti IGP e DOP e poi ci sia appunto la richiesta di chi, utilizzando il cosiddetto Italian sounding, cioè il nome simile, possa veicolare dei prodotti che sono totalmente diversi e che non c'entrano niente. Arriverà direttamente sul tavolo del G20 dell'agricoltura a Firenze, previsto per il fine settimana, il dossier Prosek, nei giorni in cui si è scatenata la tempesta perfetta con l'avvio ufficiale da parte dell'Europa del riconoscimento del vino bianco croato, una partita ancora tutta da giocare. La posizione ufficiale dell'Italia sarà presentata mercoledì prossimo dal ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli nel corso di un'informativa in aula al Senato. L'Italia è pronta già a dare battaglia e quindi il sottosegretario Centinaio ha già convocato un tavolo per la definizione di un dossier che verrà poi presentato appunto all'Europa entro i termini previsti. È una battaglia di buon senso e quindi bisogna unire le forze per far sentire appunto la nostra forza, che deve essere quella di uno Stato italiano. Ma ad attendere una presa di posizione forte dell'Italia in Europa sono tutti i coltivatori di Prosecco. In ballo c'è una filiera territoriale che non ha uguali. Io come produttore sono molto preoccupato, anche sentendo gli altri colleghi, perché dietro il nostro lavoro ci sono le nostre famiglie, c'è un intero territorio e quindi significherebbe non soltanto una perdita dal punto di vista commerciale per le cantine, ma significherebbe una perdita economica e una perdita di lavoro per l'intero territorio. Sarebbe un disastro inenarrabile. E c'è un altro caso di questi giorni e di cui ci siamo tanto occupati, quello di Walter Onichini. Nelle scorse ore Gio Formaggio e Graziano Stacchio insieme chiedono la grazia per il padovano, il commerciante, come sapete, arrestato per aver sparato a un ladro. Grazia per Onichini. Messaggio al Presidente della Repubblica. A metterci la faccia il consigliere regionale veneto Gio Formaggio. Grazia per Walter Onichini, il commerciante di Legnaro arrestato lunedì perché nel 2013 aveva sparato ferendo un ladro che era entrato a casa sua. Oggi siamo in un luogo simbolo della lotta politica per la legittima difesa, l'area di servizio di Graziano Stacchio, il benzinaio che il 3 febbraio del 2015, proprio qui a Nanto, uccise un bandito durante una rapina. Sono passati 6 anni dalla rapina che è stata fatta quella gioielleria di Zancan e io mi sono difeso come dovevo e ho difeso praticamente. Io chiedo per Onichini la scarcerazione immediata. Graziano Stacchio chiede la scarcerazione immediata per Walter Onichini, per cui la Cassazione ha confermato la pena di 4 anni e poco meno di 11 mesi di carcere per tentato omicidio. Il ladro, colpito da un proiettile alla schiena, è tornato in Albania senza aver mai rivelato i nomi dei suoi complici. L'unico modo per dare una mano a Walter Onichini è chiedere la grazia al Presidente della Repubblica. Sono già in contatto con deputati e senatori e ci daranno una mano. Detto fatto, Gio Formaggio chiama in tempo reale il deputato Luca De Carlo, coordinatore veneto di Fratelli d'Italia. Abbiamo lanciato la richiesta di grazia per Onichini. È una richiesta che viene dal popolo, che viene da chi ha sempre combattuto per la legittima difesa. E so che andrai in carcere a trovare Walter. Sì, andremo a visitare Onichini, Walter in carcere, andremo assieme all'onorevole Bignami e porteremo la solidarietà di tutta la nostra comunità umana alla persona che ha difeso i propri valori, che paradossalmente è in galera oggi, mentre quelli che quei valori volevano calpestare, cioè i ladri, sono liberi per strada. E così parte la battaglia politica per Walter Onichini, una battaglia che inizia proprio da qui, dal Vicentino, con un appello accorato al Presidente della Repubblica. Signor Presidente, chiediamo la grazia per signor Onichini. Lui ha una famiglia, ha dei doveri
E lei è una brava persona, una buona persona. Grazie, signor Presidente. Io confido in lei. Da oggi il Monte Grappa è riserva UNESCO. Zaia parla di un gioiello nello scrigno del Veneto. If there's none, then the site is approved. Dopo 2 anni di negoziato, il Consiglio dell'UNESCO ha iscritto il territorio del Monte Grappa nella lista delle riserve di biosfera MAB UNESCO. Il Monte Grappa è da ora la 20ª riserva della biosfera italiana. Dopo le Dolomiti e le colline del Prosecco è arrivato anche questo importante traguardo in grado di dare un'enorme visibilità internazionale. È una grande opportunità per tutto il territorio, non solo per il riconoscimento di ciò che si fa qui in termini anche di prodotti enogastronomici, ma soprattutto a livello turistico è una grande opportunità, quindi dobbiamo prepararci a far crescere quella che è la cultura dell'accoglienza in questo territorio, prendere coscienza come cittadini di dove viviamo. Un traguardo giunto con un voto unanime, vista l'assoluta qualità e unicità del Monte Grappa, laboratorio di idee concrete e innovative in settori cruciali quali l'economia circolare e la mobilità sostenibile, in piena coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Un'opportunità senza precedenti. Sì, per il Grappa sicuramente. Il Grappa negli anni ha pagato appunto la difficoltà di fare una programmazione unitaria tra i 3 versanti, perché appunto appartenente a 3 province, a vari comuni che facevano fatica a trovare linee comuni di programmazione per ovvi motivi. Oggi invece abbiamo sottoscritto con il sangue questo impegno per il futuro, dove tutto il territorio si impegna a fare una programmazione, una pianificazione condivisa. Per i valutatori la nuova riserva MAB del Monte Grappa rappresenta un ponte biologico tra la pianura padana e l'arco alpino sudorientale. Diventare parte della rete delle riserve della biosfera darà delle opportunità di integrarsi in una rete di eccellenze, di territori di eccellenza, le cui comunità hanno accolto la sfida dello sviluppo sostenibile. Il Veneto è uno scrigno che passo dopo passo sta ricevendo il giusto riconoscimento, è stato il commento soddisfatto del presidente del Veneto Luca Zaia, un risultato storico che i 25 comuni di 3 province hanno accolto con grande favore. A tutti i 25 comuni del massiccio del Grappa che lavorano insieme per valorizzare questo territorio, questo patrimonio, questo grande patrimonio dal punto di vista naturalistico, storico, e dove cultura e soprattutto tradizioni e capacità anche imprenditoriali possono trovare sviluppo. Avremo poi una serie di opportunità per aumentare il benessere di tutti, garantendo al tempo stesso la qualità ambientale, il progresso economico e anche l'equità sociale. Una opportunità che condivideremo con i nostri cittadini per far capire il valore di essere all'interno di un circuito che ha valenza mondiale. Bebe Vio, medaglia d'oro nel fioretto alle Paralimpiadi di Tokyo, invitata come ospite d'onore al Parlamento europeo dalla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen. L'atleta moglianese ha ricevuto la Standing Ovation dell'Assemblea di Strasburgo. Lo vedete in queste immagini. Ad aprile, ha ricordato von der Leyen, le avevano detto che rischiava di morire, poi è riuscita a vincere una medaglia olimpica. La Presidente della Commissione ha parlato di una leader, immagine della sua generazione da cui trarre ispirazione. Evidente, lo vedete, l'emozione di Bebe Vio. E ci lasciamo con queste belle immagini dal Veneto. È davvero tutto anche per questa edizione. Ci sono le previsioni del tempo. Buon proseguimento. Bentrovati al meteo. Una perturbazione atlantica transita al centro-nord, causando dunque anche al nostro territorio un aumento dell'instabilità. Il dettaglio di giovedì 16 settembre. Sul Veneto nella prima parte di giornata alternanza di nuvole e rasserenamenti. Dal pomeriggio invece più nubi fino ad avere un cielo anche coperto, con piogge via via più frequenti, dapprima sui settori montani e pedemontani, poi via via più estese. Attenzione a fenomeni localmente anche forti. Temperature in lieve calo, minime tra 13 e 19 gradi, valori massimi compresi invece tra i 23 e i 28 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui andrà meglio al mattino, con il passare delle ore però temporali più frequenti e a tratti potrebbero essere anche violenti. Temperature minime tra 15 e 19 gradi, massime sui 27 e 28 gradi.
Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Inizialmente avremo qualche spiraglio di sole, a seguire precipitazioni un po' dappertutto, come vediamo. Temperature minime intorno ai 14-17 gradi, massime sui 26 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.